In questi giorni si sono verificati dei fatti incresciosi e molto preoccupanti. Quali sono le sue considerazioni? Ma sono fatti veramente incresciosi, soprattutto io considero questi attacchi alle istituzioni. L'abbiamo visti a dicembre, l'abbiamo visti a gennaio, gravi episodi che comunque ricadono sempre su questa sicurezza che ormai non si respira più in città, dove i poliziotti sono diventati, io dico, dei volontari, perché vediamo sempre episodi gravi in cui questi colleghi vengono coinvolti e devono saper reagire con una grande professionalità. Abbiamo visto un episodio di gennaio dove solo la professionalità dei colleghi ha potuto non portare a gravi conseguenze per gli operatori. Anche oggi gli operatori della sanità si sono salvati per miracolo, e quello che dico io, a spese di chi? Anche perché proprio a spese economiche, se questi operatori venivano colpiti avrebbero dovuto pagarsi di loro tasca le spese mediche, così come lo fanno gli operatori delle forze dell'ordine. Quindi sono episodi che nella nostra città, io l'avevo preannunciato, e sicuramente saranno episodi che si andranno nuovamente a verificare, perché è una situazione gravissima. Ormai Pordenone ha un numero di persone straniere che hanno un loro modo di vedere, una loro cultura, quindi che differenza dalla nostra, e qui non si parla più di integrazione. Io non parlo di immigrazione, io parlo proprio di movimento di popolazione nel nostro territorio. Anni fa Pordenone era considerata un'isola felice. Cosa è cambiato? Cosa è successo secondo lei? Ma Pordenone innanzitutto vede aumentare il numero della sua popolazione, ma soprattutto oggi come oggi a Pordenone oltre 3.000 persone che provengono da altri paesi, un mix di culture. Quindi vediamo che soprattutto queste risse che si sono verificate in questi ultimi mesi, ormai sono frequenti questi episodi. Allora io direi che c'è un mix di culture. Per loro reagire in questa maniera è normale, per loro prendersi a pugni è normale, per il cittadino non lo è, per il cittadino italiano non lo è, e quindi questo grava chiaramente sul territorio, grava sulle persone che la vedono diversamente. Allora questi episodi si verificheranno nuovamente perché c'è questo mix di culture, ma soprattutto le nostre potenzialità di difesa contro queste persone sono sproporzionate. Mentre loro aumentano, noi continuiamo a diminuire. Abbiamo visto che nella nostra città un numero di persone, colleghi, ma non solo della Polizia di Stato, anche dell'Arma dei Carabinieri, sono andati in pensione, e noi stiamo aspettando questi rinforzi. Mi sono stati promessi dal Dipartimento almeno un numero pari a solo quelli che sono andati in pensione da gennaio a febbraio, che sono 10 persone, altre 8 persone possono e andranno in pensione entro giugno, quindi voglio dire che il numero poi delle carte è sempre quello, vanno via 10, rimangono 10 ma vanno via 8, e quegli 8 non arriveranno sicuramente per anni, perché questa situazione purtroppo sta in tutto il territorio regionale, soprattutto perché abbiamo visto che Udine e Pordenone sono quelle città dove l'asticella è dell'anzianità di servizio dei colleghi soprattutto è oltre i 50 anni, e quindi voi potete considerare una città come Napoli, Milano, Torino che hanno una delinquenza che va oltre a questi piccoli episodi ma comunque gravi, e vanno riforniti. Lo stesso Ministro dell'Interno ha mandato 100 uomini a Napoli dopo i fatti delle gang, dei bambini, dei ragazzi che hanno tra di loro hanno avuto anche dei grossi risvolti ammazzando delle persone. Quindi non dobbiamo però aspettare. Ecco, io dico, lei mi chiede se è un'isola felice, no, non lo è più. Non dobbiamo però considerare Pordenone la città dove c'è una violenza così sproporzionata. È chiaro che per il numero dei cittadini di Pordenone diventa sproporzionata. Pordenone in questi ultimi mesi è andata alla ribalta solo per questi gravi episodi, anche se non dobbiamo dimenticare che nel 2017, l'anno appena passato, abbiamo avuto omicidi anche a Pordenone.